Cari amici, buon pomeriggio, amici dell'atletica, amici dello sport. Stiamo trasmettendo dallo stadio di Caorle Giovanni Chiggiato per il terzo Memorial Lucio Todini. Sarebbe la quinta edizione di questo incontro per rappresentative che viene organizzato in questa splendida e ridente località di Caorle, località di mare. In questo fine di stagione ormai non c'è più l'affollamento dell'inizio stagione, ma sempre rimane comunque questa splendida località con quel suo bellissimo centro storico. Poi avremo il modo di vedere anche delle immagini. E questo memorial, questo incontro di rappresentative è intitolato alla memoria di Lucio Todini, un dirigente, uno storico dirigente dell'Atletica Veneta, di cui è stato anche presidente, vicepresidente e è stato anche consigliere nazionale, uno dei dirigenti, dei massimi dirigenti dell'Atletica Veneta. Con questo incontro si vuole ricordare questa figura, questa alta figura di dirigente che ha per molti anni portato in alto il nome del Veneto. Quest'anno c'è una novità però, è la quinta edizione, dicevo, di questo incontro a Caorle, però praticamente può essere considerata l'edizione zero. Edizione zero perché quest'anno la novità è che viene fatto per macro regioni. Le macro regioni sono nord-est, Veneto, Friuli, Trentino, centro-nord, Toscana, Emilia, centro, Lazio, Molise, Umbria, Abruzzo, sud, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria. Poi c'è la Sardegna che rappresenta la sua rappresentativa, la Liguria con la sua rappresentativa e poi sono degli atleti che, avendo ottenuto il minimo stabilito dall'organizzazione, possono partecipare a titolo individuale. Vediamo che si stanno presentando al centro del campo. Se andiamo con le immagini al centro del campo si stanno presentando le concorrenti del getto del peso, la prima gara che andrà a disputarsi. Eccole, le vediamo, sono Noemi Neroni dell'Italia Centrale, che viene società Fiamme Gialle, poi Jimenez Luna, un attimo perché abbiamo, scusate perché è sparito dal monitor l'immagine, ecco. Jimenez Luna dell'Italia Nord-Est, Valsicana Trentina la società, ma lei è una veneta bellunese. Sara Castagnini della Bentegodi, quindi a titolo individuale. Marta Baruffini del Centro-Nord, Italia Centro-Nord, Cusparma la sua società. Nicole Scapolo, padovana dell'Italia Nord-Est. Sara Ziliani del Centro-Nord, Atletica Cinque Cerchi e Luisana Tambaro dell'Italia del Sud. Sono 7 le atlete in gara, una gara di discreto livello tecnico dove spicca il 13,09 di Marta Baruffini, che fu terza ai campionati italiani di categoria, e altri risultati diciamo di interesse, c'è il 12,85 di Jimenez Luna, Joel Jimenez Luna, e poi ancora al di sopra dei 11 metri abbiamo Sara Castagnini della Bentegodi e Nicole Scapolo, Libertas Samp come la sua società, ma fa parte della rappresentativa Nord-Est. Sono le atlete che tra poco daranno vita alla gara del peso. Eccomi qua, io sono questo che vedete, dopo questo preambolo, Giuseppe Zuin, Beppi per tutti, e ho il compito di descrivere quanto andremo a vedere in questi 2 giorni di gare. Oggi pomeriggio e domani mattina, mi raccomando, su streaming, sul sito della FIDAL Veneto, avrete la possibilità di seguire le gare in diretta di questa interessantissima manifestazione. Perché interessantissima? Perché racchiude sia in numeri piccoli, perché non sono tantissimi gli atleti iscritti, ma ci sono diversi motivi di interesse. I primi motivi sono quelli che in molte gare diventa praticamente una rivincita di quelli che sono stati i campionati italiani di categoria. In molte gare ci sono il primo, il secondo e il terzo dei campionati italiani di categoria, quindi avremo modo di vedere, di assaggiare un po' le condizioni, anche se ormai siamo a fine stagione. È chiaro che a fine stagione non ci può essere una condizione ideale, perché se la programmazione è fatta correttamente ovviamente gli atleti dovrebbero essere in condizione
per l'inizio della cioè per le gare più importanti, quindi in questo caso campionati italiani di categoria. Quest'anno ci sono stati i campionati mondiali juniores e poi eventualmente i campionati assoluti, dove molti atleti hanno minimi per poter partecipare. La prima gara che partirà è già iniziata, è quella del peso femminile che si sta svolgendo sulla parte sinistra del campo. Ecco, lo vediamo inquadrata ora la pedana, si sta misurando un lancio, vediamo di chi è questo lancio. Purtroppo il tabellone è girato di là, vediamo se riusciamo a scorgerlo. 12,89 mi sembra anche un buon lancio per Marta Baruffini, che è l'atleta più qualificata, quindi già subito si presenta e fa vedere le sue intenzioni. La portacolori del centro-nord con 12,89 è solo 20 cm dal proprio personale, che è di 13,09. Quello che abbiamo visto adesso era il lancio di Nicole Scapolo, che è una delle possibili avversarie di Marta Baruffini, che sulla carta è la favorita. 11,43 per Nicole Scapolo, e anche lei non molto lontana dal suo personale stagionale, che è di 11,68. Ora sta lanciando Sara Ziliani del centro-nord, atletica 5 cerchi. Tra poco partirà anche la gara dei 100 ad ostacoli femminili, una gara in cui non ci sono molte atlete iscritte, ma molto qualificata sul piano tecnico, perché il livello tecnico è piuttosto elevato di questa gara degli ostacoli, e avremo modo di seguire di vedere, di presentare in maniera adeguata le possibili protagonisti di questa gara. E in attesa che parta questa gara, io direi che possiamo vedere un po' che Caorle si presenti. Vediamo un po' le immagini di Caorle, viste dall'alto, splendida località di mare, meta turistica soprattutto di tedeschi e austriaci, molti stranieri in questa ridente località. Siamo tornati in campo ed è ancora inquadrata la pedana del peso in cui sta per lanciare, mi sembra, Jimenez Luna, Joeli Jimenez Luna dell'Italia Nord-Est, tesserata per la società Valsugana Trentino. Peso nuovamente Ioannis, buono il secondo lancio dell'atleta del Nord-Est Italia. Joeli Luna Jimenez è una bellunese tesserata per la Valsugana Trentino, che è società che proprio la settimana scorsa è riuscita a vincere la finale argento. 11,80 per Jimenez Luna, che dovrebbe porla in seconda posizione se non ho perso qualche passaggio. Sara Castagnini ora va in pedana per già lanciato l'atleta veronese del Bentegodi. Baruffini, ma è il momento della presentazione del salto in lungo femminile, e allora intanto mentre fa il suo secondo lancio Marta Baruffini, al centro del campo, se andiamo con inquadrature davanti, c'è la presentazione della gara del lungo donne. Per la Liguria, Vittoria Giusto. Lungo donne in cui abbiamo Jasmine Abdullah del centro-nord, Chiara Calgarini centro-nord, Atletica Lugo, mentre l'altra era Atletica Ravenna. Vittoria Giusto, Liguria, Atletica Arcobaleno Savona. Maria Giulia Sanzia dell'Italia del Sud, Atletica Loco Rotondo. Lisa Seppi, una atleta di prove multiple d'Italia Nord-Est. Arianna Franceschini, Italia Nord-Est, e Alessandra Antonacci, Italia Centrale. L'atleta più qualificata è Chiara Calgarini, una emiliana, romagnola direi, anzi,
che è arrivata terza ai campionati italiani di categoria e ha un personale di 5,73, 5,71 anche per Jasmine Abdullahi, e poi con 5,69 c'è Alessandra Antonacci. E adesso direi che possiamo andare con le immagini sulla partenza dei 100 ostacoli. Eccola, vediamo le ragazze, in cui sono 4 le ragazze al via, ma attenzione, 4 molto qualificate. In corsia 2, Italia Nord-Est dell'Atletica di Marca, c'è Elena Marini accreditata di un 14,45, interessante. In corsia 3 c'è Lucia Quaglieri di Italia Centro-Nord, 14,12. In 4 c'è Abigail Ghiedu, la campionessa italiana juniores in carica, che gareggia per la Valsugana Trentina, ma lei è una veronese, 13,96 di personale. E in 5 Carla Maria Schwarz della Liguria, la società Trionfo Ligure, accreditata di 14,73, un tempo piuttosto interessante. Quindi tutte atlete che hanno personali inferiori ai 15 secondi, quindi gara ristretta ma di altissimo livello. Andiamo a seguire questa interessantissima gara. Sono sui blocchi le concorrenti e sta per partire la gara. Abigail Ghiedu in corsia 4, l'atleta più qualificata, maglia rossa, la vediamo partire e mettersi subito in evidenza. Al suo interno c'è Lucia Quaglieri, l'altra più qualificata atleta, terza ai campionati italiani di categoria. Abigail Ghiedu, la campionessa italiana, va a vincere, conferma tutto il suo valore. Purtroppo il vento mi sembra anche piuttosto intenso in senso contrario, andrà a compromettere i risultati tecnici delle gare di velocità, perché a giudicare dal movimento delle bandiere mi sembra un vento ad occhio e croce, direi intorno ai 3 metri al secondo di vento contrario. 14,78 è il tempo ufficiale, attribuito alla vincitrice Abigail Ghiedu della Valsugana Trentino, originaria del veronese. 15,08 invece per Lucia Quaglieri, la medaglia di bronzo dei campionati italiani di categoria. Intanto dall'altra parte continua la gara del peso e vedo che sta per rientrare in pedana Marta Baruffini. Andiamo allora al getto del peso, siamo al terzo turno di lanci. Marta Baruffini, centro-nord, che sta guidando la gara. Ancora un buon lancio lungo, mi pare, per l'atleta della CUS Parma, gareggia per l'Italia del centro-nord, ripeto, Toscana e l'Emilia, composta così questa formazione per questa macro regione, diciamo così, che è la novità di 13,10, 13,10 e, se non vado errato, è il suo miglior risultato stagionale. Primato stagionale è il suo primato, forse primato assoluto. 13,10, quest'anno aveva ottenuto 13,09 la portacolori del CUS Parma. 13,09 di accredito, 13,10 al terzo lancio sulla pedana di Caole. Portacolori del CUS Parma per centro-nord. Ora invece in pedana c'è un'altra atleta del centro-nord, l'atletica 5 cerchi, Sara Ziliani. Ricordo che Marta Baruffini, che sta guidando la gara, fu terza ai campionati italiani lanciando a 13,03. Se avesse lanciato come ha lanciato oggi sarebbe arrivata seconda ai campionati italiani, perché 13,05 fu la medaglia d'argento in quella circostanza proprio di Daisy Osako. Non c'è la campionessa italiana in questa gara, ma la vedremo nel disco. Bertoletti la vedremo nel disco, impegnata nel disco con la rappresentativa del centro. Intanto nel lungo
iniziata la gara del lungo, 5-10 intanto per questa prima, per la Marie Giulia Sanzia dell'Italia del Sud. E ora va in pedana l'atleta di prove multiple per il nord-est, Lisa Seppi, che ha un personale di 5,63. La vediamo pronta per iniziare la rincorsa, la bolzanina della Isachtal Raiffeisen. Nel frattempo nella pista stanno cambiando le posizioni degli ostacoli e alzando gli ostacoli, perché la prossima gara in pista saranno i 110 ostacoli. Ecco Lisa Seppi al suo primo salto. Purtroppo si alza la bandiera rossa per lei, quindi salto nullo. Nel lungo ha appena saltato Lisa Seppi. Lisa Seppi, ottima atleta anche a livello di prove multiple, vanta un primato personale di 5,63. La prossima a saltare sarà Arianna Franceschini, Italia Nord-Est della Libertà Samp, che ha un personale di 5,32. Arianna Franceschini, pedana del salto in lungo colori del Nord-Est Italia, mentre nel getto del peso siamo ai terzi tentativi. Ecco il salto di Arianna Franceschini, vediamo se si alza la bandiera bianca per lei. Sì, salto valido per la padovana che gareggia per i colori del nord-est, ha un personale di 5,32. Il vento mi pare che si sia un po' calmato, quindi questo potrebbe anche creare meno problemi ai prossimi concorrenti in gara nella pista che affronteranno i 110 ostacoli. Intanto nella pedana del getto del peso, un salto inferiore a 5 metri quello di Arianna Franceschini. Ora la prossima ad andare in pedana sarà per i colori dell'Italia centrale Alessandra Antonacci, che vanta un personale di 5,69, quindi una delle atlete più qualificate in gara. Sono lì raccolte, le migliori sono raccolte in 10 centimetri, quindi di tutto può succedere in questa gara. Che Calgarini, che è l'atleta più qualificata, proprio con 5,73 ha ottenuto ai campionati italiani, ha conquistato la medaglia di bronzo ai campionati di categoria. Ora Alessandra Antonacci, Italia centrale, vediamo se viene giudicato buono. Sì, c'è la bandiera bianca per lei. Vediamo se ne esce una misura interessante. Italia centrale, la sua formazione, la sua società è la studentesca Cariri, una delle più prolifiche società italiane. Un salto inferiore ai 5 metri, 4,82, che non va a destare particolare impressione in questo caso. E si va al secondo turno di salti. E andrà al secondo salto Jasmine Mukasi Abdullahi, Italia centro-nord, con lei viene dall'Atletica Ravenna e ha un personale di 5,71 l'atleta in forza all'Atletica Ravenna. Meglio è Jasmine Abdullahi Mukasi che si porta in piedi nel suo secondo tentativo. Salto valido per Jasmine Abdullahi, però non mi sembra particolarmente lungo questo salto. Vediamo se non è sicuramente da 5,71. Potrei anche sbagliarmi, vediamo se
No, sembra anche abbastanza buono per la verità. È stato ingannato dal fatto che la pedana non è dai 2 metri come di solito, ma è dai 3 metri. Sì, è un buon discreto salto, diciamo, non nulla di eccezionale, 5,19 per l'atleta. E ora vediamo proprio l'atleta più qualificata, Chiara Calgarini, Italia Centro-Nord, che gareggia per i colori normalmente dell'Atletica Lugo di Romagna. Un'altra romagnola in forza all'Atletica Italia Centro-Nord. Siamo intanto nel peso ormai al quinto lancio. Quella che abbiamo visto lanciare. Nullo per Chiara Calgarini. Calgarini intanto ha ottenuto un nullo. Abbiamo visto il lancio della Luciana Tambaro della Italia del Sud, Atletica Marano. Purtroppo c'è un signore davanti al tabellone, non si riesce a vedere la misura. E andiamo al sesto lancio. Dovrebbe entrare Noemi Neroni in pedana. Salto il lungo femminile in questo momento in pedana Vittoria Giusto, nullo anche per lei, atlete che hanno qualche difficoltà per regolare il nullo questo salto di Vittoria Giusto nel lungo. Quando si stanno preparando anche gli ostacolisti maschili, 110 ostacoli con Atleta della Liguria, Atletica Arcobaleno Savona, la sua società. Tanto abbiamo visto nel peso un lancio di Jimenez Luna che ha sfiorato i 12 metri, forse li ha anche superati, vediamo se è così. Jimenez Luna ha un personale di 12,85 e vediamo cosa ha ottenuto in questo lancio. 12,35 per l'atleta bellunese, che va a rafforzare la rappresentativa del nord-est. Ora ancora un'altra del nord-est, Nicole Scapolo. Prosegue e ci avviciniamo all'epilogo della gara del peso. E ora Marta Baruffini, ora in pedana, colei che sta guidando la gara. Tanto c'era un 11,23, un buon 11,23 per Sara Castagnini del Bentegodi, molto vicina al suo personale. E questo è il lancio di Marta Baruffini, ancora un lancio buono, direi, intorno forse superiore ai 13 metri. Vediamo se riesce a migliorarsi ulteriormente. Si è migliorata sia pur di un centimetro, si è migliorata nel lancio precedente. Purtroppo è nullo questo lancio di Marta Baruffini, quindi conclude così la sua gara con 13,10 che la porta al comando della gara. 110 ostacoli maschili, vedono 2 serie di atleti iscritti. La pedana del lungo torna per l'Italia nord-est Franceschini. Sara Ziliani invece nel peso, la vediamo inquadrata in questo momento. Il sistema delle serie, la serie numero 2 sarà lancio inferiore di accredito, allora serie numero ai 10 metri. vede per Lana Raica Marcus Puff, accreditato di 15,62, correrà in corsia 1. Tanto sono pronti i concorrenti dei 110 ad ostacoli uomini, in cui si correranno 2 serie. Nella prima serie avremo Marcus Puff dell'Atletica Lana Raica, in 2 Riccardo Falasca Italia Centrale, in 3 Luca Zampieri Atletica Nevi, corsia 4 per la Liguria Francesco Rebagliati, in 5 Nicolò Giacalone dell'Italia Centrale ed in 6 Vincenzo Mola dell'Italia del Sud. Sono atleti che hanno personali che vanno dai 15,70 ai 14,90. Il migliore è proprio in corsia 2 per l'Italia Centrale, Associazione Sportiva Dilettantistica Pietro Mennea Atletica, e 14,90 Riccardo Falasca, che correrà in corsia 2.
pronti dietro i blocchi, ora sono stati chiamati sui blocchi. Silenzio in tribuna, quindi sempre quando partono le gare di velocità, perché devono permettere di sentire ai concorrenti, di sentire i comandi dello starter. Posizione di pronti, partenza decisa proprio in corsia 2 di Riccardo Falasca, maglia verde in corsia 2, vediamo che è insidiato all'interno da Marcus Puff. Riccardo Falasca però allunga decisamente e va a vincere, purtroppo non si ferma il display, quindi non abbiamo modo di conoscere il tempo di Riccardo Falasca, che comunque si è aggiudicato questa prima serie. Intanto sono schierati gli uomini giovani del giavellotto. È una gara che si preannuncia molto interessante. Allora, Thomas Fabrici dell'Italia Nord-Est. Thomas Fabrici, se andiamo ad inquadrare la zona del giavellotto, Thomas Fabrici che è un personale di 65,01, poi Alessandro Fierro, Italia del Sud, 59,87. Poi per Italia Centro-Nord Mehdi El Rais che ha un 60,56. Poi per a titolo individuale c'è Andreas Zagler che ha un 63,34 della Bozen Raiffeisen, Davide Giusto della Liguria 47,65, poi Alessio Gobbo per Atletica Mogliano 58,60, Alessandro Kishop dell'Italia Centrale 44,27, il campione italiano Massimo Ross, Italia Nord-Est 67,05, Davide Minelli della Sardegna con 55,93 e poi Jordan Zinelli, veronese della Bentegodi, che ha un accredito di 61,97 ed è stato già campione italiano di categoria, nella categoria juniores, nella categoria cadetti e anche nella categoria allievi. Questa gara diciamo che potrebbe essere la rivincita tra Thomas Fabrici e Massimo Ross, che proprio in occasione dei campionati italiani furono primo e secondo. Medaglia d'oro per Ross e medaglia d'argento per Fabrici. Ma nel frattempo si va a presentare la serie più qualificata dei 110 ostacoli e nella seconda serie abbiamo in corsia 1 Francesco Ferrante, centro-nord, in 2 Matteo Orsatti, centro-nord, in 3 Gabriele Cernegoi dell'Italia del Nord-Est, in 4 Francesco Rettori del centro-nord, in corsia 5 Sebastiano Spanevello per la Vicentina ed in corsia 6 l'atleta più qualificato Giacomo Zuccon, Italia Nord-Est, che ha un personale di 14,22, si presenta con 14,22 Giacomo Zuccon, che proviene da Treviso Atletica. Molto interessante anche Gabriele Cernegoi del sempre Nord-Est, che proviene dall'Atletica Malignani Libertà Sud, 14,35. Interessante anche il tempo di Francesco Ferrante, che si presenta con 14,39 e correrà in corsia 1 per il centro-nord. Sono schierati dietro i blocchi i concorrenti. Sempre inquadrata la zona della partenza dei 110 ostacoli con Ferrante, Orsatti, Cernegoi, Rettori, Spanevello e Zuccon dalla prima alla sesta corsia. Per l'Italia Centro-Nord Damiano De Luca. Tanto per l'Italia Nord-Est Giacomo Bona. C'è la presentazione degli atleti del disco, che però non vedremo inquadrati perché sono proprio una pedana fuori. Mario Santoro dell'Italia del Sud, Aldo Collaccu della Liguria, Damiano De Luca del Centro-Nord,
Giacomo Bona dell'Italia Nord-Est, Simone Piazzolla Italia Centrale, Michele Caporrella Italia Centrale, Michele Mura della Sardegna